Allora, Presidente, quest'anno il Natale ha un significato diverso, ma a Vittorio Veneto cosa avete fatto per cercare di renderlo un Natale come quello degli anni scorsi? Guardi, innanzitutto tengo a precisare che in questa situazione difficile noi gli anni scorsi facevamo sempre come oggetto le luminarie e poi organizzavamo il villaggio di Natale in Piazza del Popolo con l'eventuale pista di ghiaccio. Quest'anno purtroppo siamo caduti in questo Covid che ci ha tolto un po' tutte queste opportunità di abbellire la nostra città. E allora ci siamo un po' detti cosa facciamo? Cioè, la vogliamo illuminare. Allora siamo ripartiti dalle luminarie che abbiamo abbellito un po' tutta la città, arrivando anche in zone dove non eravamo mai arrivati, tipo Carpesica e altre periferie fuori. Ci terrei a precisare che in ogni piazza è stato installato un albero di Natale, cosa che non avevamo mai fatto prima. Tutto questo per cercare di abbellire il Natale e ricondurlo a noi alle vere tradizioni. Tengo a ringraziare su tutto questo il Comune di Vittorio Veneto, che fa sempre la sua parte, qualche pubblico cittadino che ha voluto contribuire di tasca propria facendo delle donazioni in soldi e la banca Prealpi San Biagio che non si tira mai indietro e risponde sempre presente quando si trova in queste situazioni e dare una mano.